Siamo andati a San Donà di Piave ad un convegno organizzato da API Industria, dove un team di esperti ci ha presentato tutte le novità fiscali per le imprese. Vediamo il servizio. Ci troviamo oggi al Parco Hotel Continental di San Donà di Piave per un convegno organizzato da API Industria Servizi. Oggi si parla di novità per le imprese in termini di adempimenti e scadenze di fine anno e delle manovre economiche. Quali saranno appunto le novità che darete oggi? Credo che più che novità, perché poi di tantissime novità non se ne va a parlare, ma si va a parlare di scadenze che ormai per le imprese diventano pressanti in un momento di crisi economica come stiamo attraversando in questo momento, per cui avere chiaro le leve su cui agire per mettere a posto i propri bilanci e presentare le proprie denunce di reddito oggi credo sia ulteriormente importante rispetto anche a una situazione economico-finanziaria che oggi si dimostra molto debole e molto pressante verso le imprese, per cui pensiamo di fare un buon servizio alle nostre imprese associate mettendo a servizio i nostri esperti in materia, per cui dare spiegazioni eventualmente e delucidazioni qualora ne servano sugli adempimenti di fine anno. Dottore, può elencarci quali sono le novità in termini di sicurezza e adempimenti per le norme antincendio? Sì, dunque il 1° agosto è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 151 del 2011 in termini di nuova normativa relativamente alla gestione e alla prevenzione del rischio antincendio. Con questo DPR praticamente c'è un regolamento in cui le attività vengono suddivise in 3 particolari categorie a seconda delle caratteristiche di rischio crescente, e ci sono degli adempimenti che comunque sono molto più snelli rispetto al passato e si stima che tramite questo nuovo regolamento ci sia anche un risparmio nei costi del 46% per le aziende. Quali sono le novità in termini di fisco in materia del lavoro? Mi occuperò principalmente di novità in materia di fisco e, come spesso succede, il fisco generoso di novità e di nuovi adempimenti. In particolare sono stati introdotti di recente di nuovi adempimenti in materia di comunicazione di operazioni superiori ai 3.000 euro, nell'ottica anche dell'acquisizione di informazioni per il contrasto dell'evasione nell'ambito dell'accertamento sintetico. C'è poi la novità pesante in termini di adempimento e di possibili conseguenze anche della comunicazione dei beni concessi in godimento ai propri soci da parte delle società, che obbligherà a comunicare al fisco dati molto capillari. Ne dico uno, ad esempio il numero di telaio delle autovetture concesse in godimento ai soci, con scadenza anch'essa al 31 marzo prossimo, e quindi già con obbligo di cominciare ad acquisire le informazioni che diventeranno di rilevante impatto proprio a partire dal prossimo anno. In più adesso ci sono le nuove strategie in materia anti-evasione, quindi con le modifiche introdotte all'istituto del redditometro, di cui ci stiamo a preoccupare appunto in questo incontro con gli iscritti API e con i clienti dello studio Bardellotto Comin.